Federico Marini, legata ovviamente a questa roba qua. Federico Marini è seduto qui a fianco a noi. Quindi buongiorno. diamo il Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie. Artigianato e a tutto quello che si muove intorno al mondo di chi apre una partita IVA sostanzialmente e non solo. Poi una sala cinesca, si mette a fare l'artigiano e tanto altro. Vedete la differenza tra Maurizio Bistrusso e Federico Marini è che uno lavora di brutto, cioè Maurizio Bistrusso invece qua si va al mare. Guarda, sempre molto sportivo, bisogna tagliare. Certo, ha capito tutto il presidente Mameli con questa sua affermazione, ma vabbè, lei voleva fare una domanda okay. che mi brucia. Sì. Dove le brucia? No, mi brucia dentro il cuore perché Ho avuto paura per un attimo. Sì, allora, avanti. Parlando oggi dei titoli, l'abbiamo letta stamattina, no? Del pecorino in polvere. L'ho letta da 2 giorni giorni fa, è arrivata 2 giorni fa, sì, che l'Europa vuole sanzionare l'Italia perché non permette la vendita del latte in polvere. Dico bene, noi riteniamo che giustamente che questo è un falso che non risponde alle esigenze del popolo italiano e sardo in modo particolare. Non vedo perché dobbiamo essere sanzionati. Qual è la vostra La nostra posizione è sì, assolutamente contraria a questa norma, prima di tutto che ci viene imposta, e secondo perché stiamo parlando di Expo, stiamo facendo un battage pubblicitario da mesi sul mangiare sano, mangiare genuino e ci viene imposto. Lei mangerebbe un formaggio fatto con latte in polvere? Non mi piace, io l'ho mangiato ma non mi piace. Vorrei La risposta si è già da solo. Noi facciamo la battaglia per il nostro... Però attenzione, ci sono delle implicanze europee perché c'è il libero mercato, perché in tutto il resto dell'Europa è possibile, è solo l'Italia. E quindi ecco... Assolutamente. Sul piano politico si può risolvere tranquillamente. Scrivi formaggio fatto con latte in polvere e lo scrivi molto grande. Non me lo metti magari con una scritta minuscola oppure come avviene per i prodotti di importazione extra UE. Possiamo avere il latte, l'olio, dei prodotti che vengono dalla Cina, che vengono dall'Africa. Che loro vogliono fare deve essere chiaro. Esattamente. Fatto da latte. Esatto, dal latte oppure dal latte con latte in polvere, con additivi. Certo, uno poi può, adesso faccio una battuta un pochino pesante, può avvelenarsi come vuole. Certo. Cioè non c'è nessuna, se uno vuole mangiare un prodotto scarso, un prodotto che poi non è un prodotto, non si deve chiamare formaggio per noi allora. Non si deve chiamare formaggio. Cioè, o latte. Fai pure quello che vuoi, credi, ma esatto, sia onesto, esattamente. Stiamo facendo delle battaglie da 20 anni, da 30 anni contro l'Italian sounding, il parmesan, gli spaghetti alla bologna, 50 miliardi di euro che ogni anno vengono bruciati dal tarocco. Esatto, dal tarocco, dal falso. Stiamo facendo una battaglia da 20 anni, da 30 anni per le nostre produzioni che devono essere originali, devono essere sane, devono essere controllate e a noi artigiani impongono tutta una serie di controlli e vogliamo capire perché adesso l'Unione Europea, facendo l'ennesima, permettetemi, fesseria, deve imporre una scelta di questo genere. Noi ci batteremo fino alla morte per questa, come ci siamo battuti fino alla morte per gli OGM. Bravissimo. E quindi dobbiamo andare avanti. C'è una consapevolezza da parte del governo anche italiano di tutelare i prodotti italiani assolutamente. I prodotti devono essere genuini, poi ognuno può mangiare. Siamo un mercato libero. Se io voglio mangiare un latte fatto con latte di soia, però non lo devi chiamare latte. Un formaggio fatto con la polvere, con gli additivi, non lo devi chiamare. Noi faremo una battaglia. Potrebbe trovare un accordo, secondo me. No, l'accordo è no, cioè nel senso che tu scrivi che non è formaggio fatto con latte che viene munto, latte di mucca, latte di capra, lo chiami in un altro modo. Noi su questo saremo intransigenti. Questo tanto per capirlo, ci stiamo già attivando, sarà una battaglia lunga, intanto è soltanto un'idea da parte dell'Unione Europea. Sì, perché esatto. è verbale adesso la sanzione. Esattamente, esatto. Non c'è nulla ancora. No, però su queste cose non possiamo. Il Consiglio dei Ministri dovrà intervenire. Assolutamente, immagino il Ministero delle Politiche Agricole, immagino con i nostri rappresentanti nell'Unione Europea. Spero anche che i nostri europarlamentari, ovvero Soru,
Doru Cicu e la nostra europarlamentare del Movimento 5 Stelle facciano una battaglia veramente per tutto quello veramente che può comportare questa, e sarebbe un danno gravissimo non solo alle imprese della Sardegna ma alle imprese italiane. Se stiamo organizzando l'Expo sul viver bene, sui prodotti genuini, vogliamo capire come mai poi andiamo a fare, l'Unione Europea ci impone una cosa di questo genere. Vergognoso. Condivido, mi sento parzialmente soddisfatto. Parzialmente scremato, no, perché è complesso, però per questa ne riparleremo. Sul tema Expo abbiamo stiamo andando? Esatto, diciamo che stiamo andando benino. Le presenze sono per lo più italiane in questo momento. Aspettiamo ovviamente l'ondata. Il Porceddu Sardo è arrivato. Il Porceddu Sardo è arrivato. Siamo molto contenti. Dobbiamo fare un'altra battaglia appunto per debellare la peste suina. L'assessorato alla regione stanno lavorando stanno lavorando perché sono arrivati degli esperti che hanno eradicato la peste suina in Spagna, esatto, sì. Questa è una cosa molto molto importante. E torniamo al discorso dei prodotti sani, torniamo al discorso di una crescita delle nostre esportazioni. Io ho alcuni dati adesso, i prodotti genuini, i prodotti sani, il maialino che potrà essere esportato potrà dare una mano alla nostra economia, alla nostra piccola economia, perché ovviamente gli allevamenti non sono intensivi come possono essere quelli ovviamente del prosciutto di San Daniele. C'è una maggiore, a livello di proprietario posto zitto degli allevatori, c'è anche una maggior consapevolezza e cultura. Hai nominato un santo del calendario. Esatto, voglio dire, c'è adesso una maggior consapevolezza anche da parte di quelli che allevano i maiali che bisogna essere severi. Dobbiamo avere delle norme che dobbiamo rispettare. Gli animali si devono vaccinare, certo. Si deve tenere tutto sotto controllo. Io ho visto che gli amici e i colleghi delle altre associazioni di categoria che si occupano particolarmente dell'agricoltura e dei prodotti agroalimentari stanno andando avanti, e questa è una bellissima cosa. Esatto, è una bellissima cosa, perché questo ci dà anche la forza di avere veramente un export molto più una risorsa da sfruttare, esatto, anche perché poi potevano il prodotto il maialino si poteva consumare soltanto in Sardegna, non tutti hanno la possibilità di venire in Sardegna, e questo già adesso è stato fatto la termo il maialino è stato, da quello che ho capito, è stato precotto, è stato un termine, una condizione, qualunque rischio di possibile esattamente, ed è stata un'idea molto molto intelligente questa, veramente, e diciamo che tutto questo può far crescere la nostra industria agroalimentare. Bene, dobbiamo fermarci. Vai. Dobbiamo fermarci perché abbiamo la pubblicità. Ci siamo. Era molto importante. Molto importante. Saluto chi mi chiede, come Gianni o Gianniassu, così si firma. Potresti mandare gli auguri per il compleanno di Pierpaolo Toro da parte della sorella e il cognato. Baci, grazie. Auguri Pierpaolo, buon compleanno, ecco, così almeno ci uniamo anche noi ai festeggiamenti. Se poi avanza un bicchierino, datelo a quest'uomo che se no rimane così in deficit, il caffè la mattina non gli basta. Torniamo tra poco. Mentre la gente saluta, lui gli parla sopra, così non si capisce niente di quello che lei accompagna i maroni a gonfiarsi così. Perché io non ho capito cosa ha detto Omar, stava salutando e lei non ho più capito niente. Ringrazia noi. Ma tua sorella, saluto Mafalda e anche Beatrice, che hanno una pazienza certosina quando ti vedono, insomma, credo, ecco. C'è un confronto. Pensa, tu dici sei stanco perché è una stagione intensa, tra poco il 10 agosto andrai in vacanza. Pensa, io sono 11 anni che tutti i giorni condivido. Va bene, torniamo a noi, perché ci sono altre cose importanti. È un piacere. Questa è parte dello show. C'è scritto nel copione, scriviamo proprio i testi quando sono questi. Assolutamente. Andiamo avanti.
i vostri autori. Sì, sono intelligenti i nostri, guarda. No, devo dare un'informazione doppia a chi interessa la formazione in artigianato. Stasera alle ore 17 presso l'hotel Holiday Inn e domani a Sassari presso l'hotel Vialetto ci sarà 2 seminari appunto sulla formazione in artigianato. Sapere, potere, la formazione come strumento di crescita per le imprese. La formazione per le imprese è fondamentale affinché le imprese possano progredire, possano trovare nuovi mercati e possano essere sempre più, diciamo, inserite in un contesto produttivo che cresce. Teniamo conto. Voi fate degli studi su questo? Noi facciamo degli studi, facciamo degli atti, assolutamente sì, dettagliati, e appunto stasera presenteremo sia i dati appunto sulla formazione e sì, ovviamente come accedere alla formazione. Una formazione gratuita per le imprese, pagata ovviamente dal Ministero. Noi siamo, sì, la organizziamo noi. Ci sono voi e voi? Esatto, noi sviluppiamo diciamo, i progetti per le imprese. Ci sono progetti di ogni tipo, per ogni tipo di filiera, dall'innovazione tecnologica all'agroalimentare, oppure all'edilizia, oppure all'autotrasporto. Sono delle cose molto importanti. La formazione costa, la formazione non è gratuita, la formazione costa al sistema statale, e questa l'opportunità. Però che sono delle scelte positive. Sì, sono assolutamente. Non sono quelle scelte sbagliate. Sono concorre a creare esatto, questa formazione bene nell'ottica, esatto, di una scelta. Questa formazione, assolutamente, la formazione è fatta su richiesta specifica delle imprese, ovvero non è una cosa calata dall'alto, ma sono le imprese appunto che chiedono un progetto specifico per sviluppare la loro impresa. Quindi si va ovviamente si partecipa a un piccolo bando che è praticamente a una burocrazia zero, e poi nel giro di 15 giorni la formazione viene finanziata, viene erogata e viene sviluppata ovviamente nei mesi. Teniamo conto che, ripeto, ogni giorno di formazione costa denaro sia all'impresa, sì, ovviamente anche a chi lo organizza. Questa formazione è gratuita per le imprese, però non è gratis, cioè significa che qualcuno la paga. Cioè, non è che ovviamente niente viene regalato, niente viene esattamente niente nell'ottica di un investimento, assolutamente, sì, cose. assolutamente, quindi un valore aggiunto. Tutto può essere fatta per tutti. Ogni figura professionale che costa, sicuramente si occupa certo, di qualunque tipo di oltre il costo, ma che si occupa di una branca, di un'azienda, soprattutto tecnologicamente parlando, è fondamentale che si aggiorni. Per lo sviluppo, l'aggiornamento tecnologico è forse ancora più rapido, più rapido dell'aggiornamento giuridico degli avvocati, che devono continuamente ti trovi fuori dal mercato nel giro di un paio di mesi se non crei. Esatto, è una cosa molto importante. Quindi le imprese che noi stiamo andando in giro per la Sardegna appunto a presentare che cosa facciamo. Io faccio parte del gruppo di valutazione regionale e vedo tutti i giorni o quasi tutti i giorni tantissimi progetti che vengono poi approvati e sono veramente molto importanti, e noi vediamo che poi chi usufruisce di questo tipo di formazione ha un valore aggiunto rispetto agli altri assolutamente superiore. Molte volte le cose gratuite vengono prese, diciamo, non si apprezzano. Questa è una cosa, non è gratuita perché tanto si va con un piccolo contributo. Una cifra accettabile. Esatto, una cifra assolutamente. Sul sito esattamente. E quindi stasera siamo a Cagliari alle 17 e domani siamo a Sassari. Benissimo. E quindi invece per quanto riguarda sicuramente sarai ancora in pista il 21 di luglio, noi ci ritroveremo volentieri, qui, martedì 21, avremo per tante cose, andare in vacanza dopo, perché sì, credo che nessun appunto problema. Alla fine sarà quella l'ultima delle 21, benissimo, degli appuntamenti di questa parte, poi dopo torniamo al 31 di agosto e c'è tutto il resto, insomma, di stagione da affrontare.
21. Hai impegni già? Sì. Va bene, vabbè, allora ci organizziamo. Dai. Detto questo, grazie a Federico Marini, come al solito con Partigianato. Ciao a tutti, grazie. Tante loro attività e novità e sforzi per cercare di dare un contributo chiaro e sostanzioso al mondo del lavoro e dell'artigianato che produce. Noi invece abbiamo prodotto i due dell'abitacolo, quindi siamo pronti a quello e alla pubblicità subito dopo.